coro chirinho, ma tu non risufritto. Chi traiga te coro ogni tempesta, est un riso veo, un frutto desinfelice, è stato un meo. Oh, i frutti desinfelice. Che cosa fai? Pastore. Ti piace fare il pastore? No. E cosa vorresti fare? Studia. Tu mi scriver forte, sia so caro frate, pensa che senza spina non barrosa. Sardegna 1965. Un'isola in cui convivono fianco a fianco il vecchio e il nuovo. Aspetti tradizionali che si perdono nella storia e aspetti nuovi che inseriscono la Sardegna nel mondo moderno. C'è un'isola chiusa nella tradizione e nel costume e c'è un'isola che si apre ora al mondo della tecnica, dell'economia, della produzione. Tra i due termini di vecchio e di nuovo, di tradizione e di modernità, stanno i problemi e le realtà concrete della Sardegna di oggi. Sardegna 1965. Un'isola piena di contraddizioni, ma dove la stessa tradizione è in fase di rinnovamento, dove le cose nuove cercano di convivere con le vecchie pur trasformandole e di portare questa regione allo stesso livello delle più progredite regioni italiane. Oh, Italia sa due in patria, Questa trasformazione è possibile solo attraverso la presa di coscienza dei problemi specifici dell'isola. Problemi che caratterizzano questa regione nei confronti di ogni altra. L'autonomia regionale concessa alla Sardegna nel 1949 ha permesso a vasti strati della popolazione di prendere coscienza, come mai in passato, della propria situazione. Ecco una novità di fondo rispetto all'antica indifferenza per le questioni che andavano oltre l'ambito familiare. A questo proposito abbiamo intervistato l'onorevole Corrias, attuale presidente della Giunta regionale sarda. È bene ed è giusto sottolineare che l'autonomia è ormai un fatto altamente positivo. Lo è anzitutto per noi perché ha consentito, soprattutto in questi ultimi anni, una sensibilizzazione sempre maggiore ai problemi che riguardano la Sardegna. Ha interessato cioè non soltanto le persone più responsabili, ma anche gli strati più popolari, allo studio, alla ricerca di quelle soluzioni che questi problemi della nostra isola ancora oggi postulano. Ma vi è anche un altro aspetto che ci porta a sottolineare la positività dell'istituto autonomistico, ed è quello che la Regione ha permesso di poter venire incontro con maggiore immediatezza e con maggiore snellezza e rapidità alle tante esigenze primarie che molte collettività locali oggi giustamente lamentano. I problemi attuali della Sardegna stanno alla base del piano di rinascita. Il piano è un programma organico per il rinnovamento e lo sviluppo dell'isola, concepito allo scopo di portare la sua economia e la sua vita sociale ad un livello di efficienza e di modernità. Sul piano di rinascita oggi converge l'attenzione unanime dei sardi, anche se poi risulta diverso il loro atteggiamento. Si va da una valutazione positiva ad una fortemente critica, da un'attesa miracolistica di benefici gratuiti ad una consapevole fiducia circa le reali possibilità che il piano ha di mutare le condizioni generali dell'isola. Oggi il piano sta per diventare operante. Verrà realizzato in 12 anni. La sua prima fase quinquennale è già stata programmata e attende l'approvazione dell'Assemblea regionale sarda. Sul ruolo dell'Assemblea nella programmazione del piano abbiamo intervistato l'onorevole Cerioni, presidente dell'Assemblea stessa. Nella programmazione regionale il ruolo dell'Assemblea è un ruolo preminente, perché l'Assemblea ha formulato una delle due leggi in base alle quali il piano si realizza e ne segue costantemente la realizzazione, sia nelle fasi di programmazione generale, sia nelle fasi di programmazione particolare. In questo modo soltanto si attua davvero in Sardegna una programmazione democratica.
In quale ambiente umano, economico e sociale si inserisce oggi il piano di rinascita? Ma prima di tutto, fino a che punto la tradizione incide ancora sugli atteggiamenti e la mentalità dei sardi di oggi? Ad Ittiri, un grosso centro poco distante da Sassari, la tradizione significa anche per le donne l'obbligo di indossare ancora il costume caratteristico del paese. Gli uomini, invece, come in tutta la Sardegna, lo hanno da tempo abbandonato. È stata l'esperienza collettiva fatta nelle trincee della Prima Guerra Mondiale a provocare l'abbandono del tradizionale abbigliamento maschile. Ma le donne di Ittiri, specialmente le ragazze, molto aperte alla suggestione del mondo moderno, ai nuovi modelli di vita illustrati dal cinema e dalle riviste femminili, sono riuscite a far coesistere il costume tradizionale e l'abbigliamento moderno. Le novità negli atteggiamenti si configurano dunque per le ragazze di Ittiri sotto forma di disinvolto compromesso. Sembra che il costume serva solo fuori dell'uscio della propria casa. Signorina, abbiamo visto che lei fuori di casa porta il costume tradizionale, come mai? Perché è l'usanza del paese. Abbiamo visto però che lei sotto il costume porta abiti moderni. Sì, perché a casa sono più pratici e più leggeri da portare. E perché non li porta anche fuori allora? Perché l'usanza sta scomparendo, comunque ci sono ancora che portano il costume e certe ragazzine portano anche il costume civile. Lei va a ballare, signorina? Qualche volta. Ma i genitori la mandano volentieri? Beh, sempre accompagnata. Ma di nascosto, qualche volta ci va da sola? No. Veramente? Ma ho saputo però che qualche volta, di nascosto... È vero? Beh, qualche volta. Ma al di là del costume caratteristico della donna sarda, la tradizione si spinge molto più in profondo e lontano. Nell'immobilità della vita dei pastori e nel paesaggio sembra che la storia dell'isola non sia ancora incominciata. Fuori della storia si situano i nuraghi, costruzioni di pietre a forma di tronco di cono, e attorno la solitudine di un paesaggio spoglio lasciato al pascolo brado. I nuraghi, che risalgono al secondo millennio a.C., erano abitazioni fortezze delle varie tribù. Gli antichi abitanti della Sardegna non riuscirono mai a stabilire dei durevoli rapporti di convivenza tra loro. La vita era limitata al villaggio e dentro il villaggio a quella del clan, e all'interno del clan alla vita del gruppo familiare. La loro casa, il nuraghe, non era tanto una dimora quanto un riparo, un rifugio di fronte ai nemici e alle intemperie. Il nuraghe può essere assunto come il simbolo della vita del pastore sardo di oggi, una vita trascorsa nella solitudine della campagna e in condizioni difficili di lavoro. Il suo isolamento e l'arretratezza del suo lavoro rappresentano oggi un problema concreto che deve essere risolto urgentemente. Il fattore che ha determinato la fisionomia dell'economia e della società sarda è infatti la pastorizia. 2,5 milioni di pecore pascolano su 2/3 della superficie agraria e forestale dell'isola. Circa 50.000 famiglie vivono dell'allevamento degli ovini. I sistemi di conduzione rimangono tuttavia primitivi e inadeguati. I pascoli non coltivati con metodi moderni ma lasciati allo stato brado richiedono enormi distese di terreno. Minimo è il guadagno. Allo scarso profitto economico si accompagna la durezza della vita del pastore. Egli è costretto difatti a spostarsi per quasi tutto l'anno da un pascolo all'altro. La sua esistenza si svolge in campagna, sui monti, negli ovili, lontano dai luoghi abitati. Datemi un più levante. A Tiesi, un paese della parte nord-occidentale della Sardegna, un bambino, figlio di un pastore, è sceso in paese per la provvista necessaria al padre in campagna. Il pane, assieme alla ricotta e al formaggio, sono gli alimenti base del pastore. Mentre le donne rimangono a casa, i figli sono infatti strettamente associati fin dall'infanzia al lavoro del padre. La famiglia pastorale si presenta come una unità di lavoro. I figli aiutano il padre nella sorveglianza delle pecore
e fanno, per quanto è possibile, da collegamento fra i paesi e i pascoli dove stanziano i greggi. Dove stai andando? A portare la provvista a mio padre. Come? A portare la provvista a mio padre. Vai a scuola? Sì, Che classe fai? la quarta. Non importa che parli così forte, parla più piano. E fai anche il pastore, vero? Sì, E quando studi? la mattina quando me ne sto dal letto. E quando è che guardi le pecore? Quando sono in campagna. Ma di giorno, il pomeriggio, la mattina? Il giorno e la sera pure. Anche di notte? Sì, qualche volta. Dopo le scuole elementari, cosa farai? Se babbo me le lascia fare faccio le medie. E quelli che non studiano cosa sono per te? Asini. C'è molto tempo per arrivare al gregge? Sì, ma bisogna scendere dalla macchina e andare a piedi. Anche questo pastorello, come la maggioranza dei figli dei pastori, sente la necessità di modificare la sua vita. Il desiderio di imparare rappresenta già una novità rispetto alla condizione generale di analfabetismo o di semi-analfabetismo dei pastori sardi. Oggi i padri si sentono incalzati da un nuovo mondo, spesso avvertito attraverso un figlio che vuole studiare. Siamo già arrivati a Sodoma. Cosa hai detto? Siamo arrivati alla casa. E chi è questa gente? Sono della televisione. E le amiche mi erano. Cosa è l'idea? Buongiorno, scusi, possiamo farle qualche domanda? Come lo credo? Quali sono le difficoltà della pastorizia oggi? Le difficoltà della pastorizia sono prima di tutto le brutte annate, dopo sono i pascoli che vogliono pagati e la custodia maggiormente. All'interno della Sardegna si trova un tipo di pastorizia ancora più primitivo, la pastorizia transumante. Nel corso dell'anno i pastori alternano le zone temperate delle pianure con le residenze montane. L'inverno li conduce nei pascoli della pianura. In primavera, d'estate, fino all'autunno inoltrato, sostano sui monti. Scusi, di dov'è lei? Di Ovodda, paesetto della provincia di Nuoro. Da quanto tempo manca da casa? Dai primi di dicembre. Cioè, quanti mesi? E sarebbe adesso siamo in marzo, faccia il conto, già 4 mesi. E quanto tempo starà ancora fuori? Fino a maggio. Come? Fino a maggio. Mi dica, sente molto la lontananza della famiglia? Che si sente, senz'altro. E qui lei sta molto solo? Certo che bisogna stare solo, cosa vuol fare? Siamo di fuori, dove dobbiamo andare? Tocca stare in campagna, nell'uvile. Sono cari i pascoli qua? Hanno il prezzo suo già, e ci fanno pagare. E quanto costano? Comunque a ettaro si paga su 15.000, comunque può allevare 3 pecore, una cosa del genere. Come pagate? Pagate in cambiali? Qui siccome siamo di fuori, sa, e ci fanno firmare sempre le cambiali, e se non paghiamo poi ce ne protestano. Quanto guadagna lei in un anno? Dalle volte anche niente, sa, dalle volte torniamo a carro vuoto in montagna, secondo l'annata. Qualche cosittina, non la giornata, non ci viene mai pagata la giornata a noi. L'alto prezzo dei pascoli, la minaccia delle cambiali, la sproporzione che corre tra i grossi sacrifici e gli scarsi e incerti guadagni, le speranze sempre affidate alla clemenza del tempo che in pochi giorni può distruggere le fatiche e le attese di un intero anno, questi sono i problemi della pastorizia sarda. La situazione difficile in cui essa versa richiede l'adozione di metodi di conduzione moderni. Attorno agli obiettivi che il piano di rinascita si propone nel settore della pastorizia, si è interrogato l'onorevole Soddu, assessore al piano di rinascita. Per la pastorizia, che è il settore tradizionale, uno dei settori tradizionali più importanti della Sardegna, noi ci proponiamo di far crescere questa attività, di razionalizzarla, di modernizzarla, di creare, in una parola, aziende zootecniche moderne, capaci di dare anche agli addetti alla pastorizia un reddito e una stabilità di lavoro e una sicurezza sociale nelle campagne, quale oggi probabilmente non esiste. Durante i mesi in cui gli uomini sono lontani, dietro al gregge, nei paesi dei pastori restano soltanto i vecchi, le donne e i bambini piccoli.
a Fonni, in una famiglia di pastori. Scusi signora, quanti figli ha lei? 7. Ma qui ce ne sono 6 soltanto. Uno è fuori, a Sassari. E che fa a Sassari? Studia. E che cosa studia? Dove studia? Studia nell'istituto d'arte in seconda superiore. Ma suo marito dove si trova ora? A Campidano. Col gregge? Sì. Da quanto tempo manca da casa? 3 mesi o 4. Quindi lei è quella che ha tutte le responsabilità della casa? Certo, certo. Anche quelle fuori di casa? Sì. Cioè? Quello che intendono svolgere l'attività della casa quando il marito è fuori. Cioè andare in esattoria, in comune? Sì, tutto, con il comune, con l'esattoria. La lontananza degli uomini ha costretto la donna sarda ad assumere un ruolo particolare. La moglie del pastore ha infatti la massima autorità nella direzione della famiglia e nell'educazione dei figli. Nella famiglia si concentrano tutte le sue attenzioni e le sue cure, con un atteggiamento di chiusura nei confronti degli altri. Si riscontra così nella famiglia del pastore la stessa chiusura e diffidenza che si è riscontrato nell'esistenza dell'uomo. In questo isolamento si spiega il perdurare del costume tradizionale e di usanze che fissano le manifestazioni della vita in forme che sembrano immutabili. Oliena, un paese nel centro dell'isola, conserva ancora oggi alcune delle manifestazioni tradizionali sarde, come i costumi e le danze. Guardi com'è bello questo fazzoletto, questo è tutto ricamato a mano in casa. Signora, permette una domanda. Chi è che comanda in casa? In casa comandiamo tutti e due, io e mio marito. Più che comanda sono io con i bambini e con le figlie. Signora, anche se ha un figlio così grande, lei continua a comandarlo. Il figlio più grande è anche laureato e con affari di scuola non mi interesso perché sono affari suoi, però con affari di famiglia lui non fa nulla senza il mio permesso. E i soldi chi li tiene in casa? I soldi io e mio marito, anzi più io che mio marito. Ma quando suo figlio ha bisogno di soldi, li deve chiedere a lei? Sì, quando glielo danno lo stipendio me lo dà a me e quando le fa bisogno per pagare la macchina, se me lo chiede, glielo do. Scusi, come mai si fa comandare da sua madre? Non è che mi faccia comandare da mia madre, è che io ho molto rispetto di mia madre e quindi, insomma, non posso io disobbedire, ci ha educate così, ecco, quindi non posso io disobbedire e fare tutto di testa mia. Ma la fidanzata, se la sceglie lei o sua madre? Questa me la scelgo io, ma in genere, quando mi è capitato, ho chiesto un parere, gliel'ho chiesto il parere. Scusi signora, in casa chi comanda, il marito o la moglie? La moglie. E perché? Che è San Mere. Ah, perché è la padrona? Sì. Beh, allora chi amministra i quattrini, la cassa? La moglie. La moglie? Sì. E il marito? Io sono andata a traballare. Lui deve andare a lavorare? Sì. E poi, quando va a lavorare? Sono andata a batisuinare e me lo dà da sala muziere. Ho capito, porta i quattrini a casa e li dà alla moglie, così. Sì. E chi educa i figli? Chi ha la responsabilità dei figli? Sa mamma. Sempre la madre? Sì.
Caso babbo non è sempre chi riesce che sta in campagna e traballando, e la mamma è sempre in domo e tocca da essa dello sponde di su buon cammino. Cioè che il babbo sta in campagna e della Traballando e prolevo battere su un mandico sul figlio. La mamma è obbligata a dare attenzione e a educare. Allora la padrona dei propri è lei, insomma, Sì. è proprio chi comanda. Sa me le soveo. La donna è dunque la massima autorità della famiglia del pastore. Questo tipo di famiglia ha come ideale l'autosufficienza. La provvista, formaggio, carne di pecora e di agnello, grano, è apprestata e gelosamente custodita dalla donna al fine di provvedere al sostentamento di tutti. Il pane viene cotto in casa, in forme particolari e con poco lievito, e si conserva a lungo come gallette. Si chiama carta da musica e fa parte della provvista che l'uomo porta con sé nei pascoli durante i lunghi periodi di isolamento. Ma oggi anche l'autosufficienza della famiglia del pastore è messa in crisi. L'economia di provvista si dimostra sempre meno capace di soddisfare i bisogni della vita attuale. L'economia di mercato, col gran numero dei suoi prodotti di consumo, nuovi e pratici, è entrata da tempo in concorrenza. Polo fortissimo di attrazione, finisce per confinare l'antico ideale di autosufficienza in zone sempre più marginali dell'economia familiare del pastore. L'economia di mercato significa soprattutto città, e così ogni giorno gruppi di abitanti dell'interno scendono stipati dentro grosse automobili a Cagliari, Sassari e Nuoro per fare acquisti. Signorina, i prodotti di profumeria sono comprati anche da donne che vengono dai centri dell'interno? Sì, anche la donna qui della campagna ora vuole truccarsi, usare una crema, vuole insomma rendersi sempre più bella. Signorina, in questo reparto, per esempio, quali prodotti di profumeria sono preferiti dalle donne? Comprano la cipria, la cremina, un po' di rossetto e poi vogliono truccarsi gli occhi, come vedono noi. Anche le donne di una certa età? Le donne di una certa età vorrebbero farlo, noi consigliamo sempre naturalmente non un trucco come il nostro, un po' di ombretto, una matita, lo vogliono fare molto volentieri. Nel favorire questo processo di trasformazione della Sardegna tradizionale, accanto all'economia di mercato, ai prodotti di consumo, si sono inseriti, ultimi ma straordinariamente potenti, i mezzi di comunicazione di massa. La televisione, la radio, i giornali, i rotocalchi. Anche in una casa contadina come questa, lontana dai centri più grandi, il televisore mette concretamente in contatto il ristretto ambito della vita tradizionale sarda con quello più ampio della vita nazionale e attraverso di essa con l'intero mondo di oggi. In campagna, per acquistare uno strumento moderno come il televisore o la radio, ci si serve ancora oggi di forme di contrattazione tradizionale che appartengono all'economia pastorale e contadina. Senta, qual è l'articolo che più vende? La radio? E a chi la vende soprattutto? Beh, la radio va alla casa di tutti, dall'operaio all'impiegato, tutti quanti. E quanti televisori vende l'anno? La media di una sessantina. 60. E i pastori, gli operai lo comprano? Beh, i pastori e gli operai pochi, comunque li comprano lo stesso. E altri elettrodomestici quali sono i più venduti? Beh, le cucine a gas e il frigorifero. A chi sta portando questo televisore? A Peppino. E cosa fa questo Peppino? Operaio manovale. Che tipo di radiazioni gli ha fatto?
scadenza unica 24 mesi e questo qui non vuole versata la cambiale in banca e ci porta i quattrini ogni qualvolta fa i suoi piccoli risparmi. E pagherà puntualmente? Certamente paga, una volta impegnato è pagato da noi. Senta, ma avete anche altre forme per fare contratti? Sì, usiamo anche all'antica, diremo, alla stretta di mano. Portiamo il televisore, si impegnano che in quella tal data lo pagano e viene pagato. Ecco riaffiorare nella stipulazione di un contratto la presenza dell'antica forma di un patto contadino, la semplice stretta di mano. Questa è dunque la Sardegna tradizionale che avverte le difficoltà della propria situazione e che sta oggi superando l'insufficienza di un sistema economico e sociale arretrato. Alla Sardegna tradizionale, legata alla terra, non appartengono solo i pastori, i contadini, le donne, nelle cui mani sta l'intera responsabilità della casa, ma anche i cosiddetti signori. Chi sono i signori di questa terra che si sta trasformando e che deve essere appunto aiutata nel suo sforzo di trasformazione? Scusi, vorremmo farle una domanda. Chi sono secondo lei i signori in questo paese? Il farmacista, il sindaco, il dottore Marongiu e l'altro deve essere Congiu. E che mestiere fa questo Congiu? Dottore. Scusi signora, vorremmo farle una domanda. Scusi, vorremmo farle una domanda. Secondo lei chi sono i signori in questo paese? Signori ce ne sono diversi qui. Ma chi secondo lei? Ma come intende dire questi signori? Che mestiere fanno quelli che lei considera signori? Guardi, c'è l'ufficiale postale, è bravissimo, poi non solo l'ufficiale postale, c'è quello del banco, c'è il farmacista, non è che sia un paese così. Scusi, le faccio una domanda. Secondo lei, chi sono i signori del paese? Il signore del paese sarà il sindaco. E poi? Il maresciallo, diciamo, l'autorità. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Scusi, vorrei farle una domanda. So che in paese lei è considerato un signore. Qual è secondo lei il motivo di questo giudizio? Ma soltanto perché sono un professionista e in questo paese quasi tutti i professionisti vengono considerati signori, non c'è altra ragione. Scusi, dottor Marrongiu. Dica. E lei è il sindaco di questo paese, vero? Sì. Mi hanno detto in paese che lei è considerato un signore. Come mai? Io penso che mi considero un signore perché ho studiato, mi sono laureato, contrariamente agli altri membri della mia famiglia che sono dedicati alla campagna. La terra in Sardegna non è destinata soltanto all'allevamento degli ovini. Accanto ai 2/3 della superficie agraria e forestale adibita al pascolo, poco meno di 1/3 è destinato all'agricoltura. Una delle cause dell'attuale crisi dell'agricoltura sarda consiste nella polverizzazione della proprietà in piccoli appezzamenti di terreno improduttivo. La divisione di un'eredità è quasi sempre all'origine di gravi disaccordi tra i componenti di una stessa famiglia. Non mi interessa. Ascolti pago e voi ti sei un 5 ti vedevo sul 5 giustamente, no? Non devo fare un villo e un villasto. Ma la primavera. Ma è sistemare questa cosa. E la vedete, i sulle savate su comunque È tutto da piotare savate. Comunque, ma te, chi sei un 5 devo dividere 5. Comunque, secondo me, un bene si pone d'accordo a definire la questione come Scusi, quale difficoltà incontra di solito nella divisione di un'eredità terriera fra i membri di una famiglia sarda? Guardi, abbiamo 5 persone e 5 appezzamenti di terreno. Secondo logica, basterebbe assegnare un appezzamento ad ogni persona, dato che sono tutti di ugual valore, e il problema sarebbe risolto. Invece noi dobbiamo necessariamente trovare una soluzione che assegni un piccolissimo pezzo di terreno ad ognuno dei 5 compartecipanti. Questo ovviamente crea zone di terreno assolutamente improduttive, per le quali non è possibile praticare alcun tipo di investimento, da cui non è possibile ricavare reddito. C'è da dire un'altra cosa per spiegare questa polverizzazione della proprietà, è che ogni sardo investe un suo piccolo capitale nell'acquisto di una piccolissima zona di terreno, di un fazzoletto, destinandolo ad una coltivazione di tipo familiare.
quello che ricava serve solo alla famiglia, senza alcuna possibilità di produzione, quindi di acquisizione di ricchezza. La campagna, frazionata in piccoli appezzamenti di terreno, non solo non dà ricchezze, ma nemmeno è in grado di assorbire la manodopera disponibile. Da qui i fenomeni negativi della disoccupazione e della povertà, sino a quello estremo e disperato dell'abigeato, cioè del furto di bestiame. Scusi, che mestiere fa lei? Agricoltore. In questi giorni sta lavorando o è disoccupato? Sono disoccupato. Lei che mestiere fa? Bianchino. E c'è lavoro per un imbianchino a Ottana? No. E allora? Allora bisogna che me lo cerco io il lavoro. E dove se lo cerca? Me ne vado fuori a cercarmi il lavoro, perché qui a Ottana non se ne trova. Come mai oggi è qua? Sono qua perché sono sparso, non c'è lavoro. Bisogna di andare in estero per lavorare. Secondo lei ci sono qua ladri di bestiame? Io dico che non ce ne sono, perché la gente è troppo onesta. Conforme al merito che c'è dovevano rubare tutti, anche le donne. E secondo lei ladri di bestiame ce ne sono? Guardi, ce ne sono per obbligo qui in questo paese. Per obbligo ce ne sono. La disoccupazione è uno dei problemi più urgenti della Sardegna di oggi. Il piano di rinascita ha tra i suoi primi obiettivi quello di assorbire rapidamente tutta la manodopera disponibile nella regione. Gli interventi necessari a mutare radicalmente la situazione e già in atto sono interventi in profondità e a vasto raggio. Sulle diverse fasi di attuazione di questo programma e i benefici che ci si propone di raggiungere, abbiamo interrogato l'onorevole Corrias e l'onorevole Soddu. È pur vero che ancora non si è avuto un sensibile beneficio, soprattutto nel campo dell'occupazione, ma è da ricordare che nel programma quinquennale che verrà tra poco approvato sono previsti 70.000 posti nuovi di lavoro, soprattutto nel settore industriale. Posti di lavoro, ben si intende, stabili, cioè non legati ad opere pubbliche che, anche se di rilevanti dimensioni, dopo qualche tempo lasciano di nuovo la manodopera disoccupata, ma posti di lavoro legati a nuove iniziative, le quali hanno una continuità nel tempo e consentiranno lavoro stabile, meglio retribuito e più decoroso. Ed è vero anche che all'interno della Sardegna ci sono addensamenti di popolazione che hanno problemi più urgenti e anche più importanti in una certa misura. Basta pensare che in Sardegna la città più importante che è Cagliari ha 200.000 abitanti, Sassari ha 100.000 abitanti. In queste città il problema dei posti di lavoro, il problema dell'occupazione stabile si pone in misura più rilevante che in altre zone. Però gli interventi del piano sono previsti e saranno attuati in maniera diffusa, tali da interessare indistintamente tutte le zone dell'isola, senza alcuna differenza. L'aspetto da sottolineare è quello che attualmente il piano ha iniziato la sua fase di attuazione e si appresta quindi a rendere alle popolazioni sarde quegli vantaggi che il piano stesso si propone di raggiungere. Il piano di rinascita cosa potrebbe fare per voi? Organizzare del lavoro, delle strade, che qui stiamo troppo male, siamo in mezzo al fango, anche delle strade in mezzo al paese, e qualche strada anche di fuori come l'autostrada, mettere un po' di operai anche perché non se ne trova. Cosa ne pensa lei del piano di rinascita? Beh, io ne penso bene del piano di rinascita, a secondo come dicono, perciò adesso aspettiamo però che si metta in atto, insomma, questo piano di rinascita. Come ti chiami? Orto Carmelo. A che ora incominci a suonare? Alle 2. E a che ora finisci? Alle 6. E quanto prendi al giorno? 500. Al di là della tradizione e del costume, esiste una Sardegna di fatiche e di lavoro aperta naturalmente verso il futuro. A questa Sardegna si rivolge appunto il piano di rinascita, una realtà che si può incontrare anche in una casa di pastori in riva al mare.
Bevete qualcosa? Sì, grazie. Cosa fa lei di mestiere? Prendi i bicchieri, il pastore. E la signora rimane a casa? Sì. A fare le faccende di casa. E i figli studiano o Studiano. lavorano? Lavorano e vanno a scuola. Signora, mi descriva la giornata della sua famiglia. Ci alziamo verso le 5 la mattina e poi il bambino grande con mio marito munge le pecore, e l'altro dà da mangiare alle vacche, poi si preparano, io gli faccio la colazione e i più piccoli vanno a scuola, viene un'auto da scuola e li prende. Il più grande invece va con le pecore, anche molto lontano, e rimane tutto il giorno fuori. Il piccolo viene verso le 2, mangia, si cambia e poi anche lui va a pascolare le vacche qua vicino, a volte anche sulla spiaggia, a seconda della stagione, e torna col buio. E quando studia? Studia la sera, dopo che fa tutti questi servizi anche di notte con la luce della candela, ma studia molto volentieri. A questi ragazzi che conoscono il lavoro e la durezza della vita è affidato il domani della Sardegna.